Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti alla 18ª puntata della quinta stagione del Giro del Mondo in 80 giorni. Con me Rossella non c'è, ma c'è Stefano. Ciao Stefano. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Stefano, allora, siccome abbiamo abbastanza ospiti, siccome il primo ospite dobbiamo volare fino a Parigi con la nostra mongolfiera, mettiamo subito il primo brano che parla di Venezia, si intitola Venezia di sera di Sandro Barosi, un cantante giovane che ha fatto questa bella canzone che sta andando nel Festival delle Regioni. Ascoltiamoci Venezia di sera mentre noi andiamo a Parigi. Pronti? Un'altra luna è sorta già nel cielo, un altro inverno sta passando e tutto quanto se ne va così all'improvviso, come i tuoi occhi e il tuo sorriso stanco. Vorrei chiedere se puoi cantarmi un'ultima canzone, di quelle che io non canterei mai, ma ormai sei andato via. Eppure la notte ti immagino ancora con me, persi a Venezia, Venezia di sera, quando l'acqua diventa scura. Dammi la mano che ho tanta paura. Svegliami ora, anima gentile, e levami il sonno dal cuore. Dimmi che ancora, se voglio, possiamo ballare in mezzo a Venezia, Venezia di sera, quando l'acqua diventa scura e le luci lontane di Porto Marghera somigliano a fiori in un campo quando è primavera. Da dietro a San Marco a parlare per ore, mi hai detto non stringere troppo che hai in mano il mio cuore. Eppure la notte ti immagino ancora con me. Eccoci qua, Sandro Barosi col suo brano su Venezia e noi andiamo col primo ospite, andiamo a Parigi, ma parliamo di Venezia con Barbara Albasio. Ciao Barbara, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Sera. allora, abbiamo chiamato Barbara perché ha ideato una cosa grandiosa, un festival a Venezia, Festival Acquamor Venezia.
Spiegaci un attimino questo Acquamoro Venezia. Esatto. Allora, il Festival Acqua Amore è proprio una storia di acqua e di amore, perché è nata qualche anno fa, prima del Covid, quando io e il mio fidanzato bretone siamo andati a fare un viaggio, un giro del mondo, alla ricerca di belle storie sull'acqua, di belle persone che prendono cura dell'acqua, perché eravamo stufi di sentire solo parlare di brutte storie. E siamo tornati 8 mesi dopo questo viaggio, che doveva durare di più, ma poi con il Covid ci ha fatto tornare prima, con un sacco di interviste bellissime. Abbiamo fatto un bel documentario che abbiamo cominciato a fare vedere. Da lì è nata l'idea del festival Aquamour, perché siamo stati prima ospitati all'Isola d'Elba, di dove io sono originaria, in un bellissimo posto nel Museo Open Air Italo Bolano. È nato l'idea di un festival per fare incontrare i messaggeri dell'acqua, tutte le persone che hanno qualcosa da raccontare su questo elemento vitale prezioso, su cui purtroppo non è sempre valorizzato, perché c'è tanta gente che crede che l'acqua sia un valore scontato, che c'è dappertutto, e invece purtroppo non è ugualmente distribuito nel mondo e come possiamo sapere è anche, come dice spesso, non solo scarso ma anche inquinato. E quindi noi volevamo mettere l'accento sulle storie positive di gente che prende cura di questo elemento e anche che si ispira, e per cui siamo andati alla ricerca anche di artisti, di scienziati, di persone che hanno qualcosa da raccontare con l'acqua. E perché Venezia adesso? È perché questo festival anche lui viaggia. Dopo la prima edizione, che era nel 2022, la seconda edizione siamo stati ospiti in Bretagna ed è stata un'edizione molto bella anche quella, e da lì c'è stato l'incontro con l'associazione Sumus, che è un'associazione che è basata a Venezia e che vuole dare a Venezia, diciamo, una ragione diversa e nuova, vuole ridare a Venezia il ruolo di capitale dell'acqua del Dall'acqua. mondo. Esatto. Il E quindi, programma è non a caso è dal 21 al 25 marzo perché c'è anche la giornata mondiale dell'acqua, è proprio il 21 questo. marzo, no? No, il Il 22 22 marzo. marzo, sì, Il 21 marzo celebriamo la la primavera, primavera. per cui è la rinascita. Il 22 marzo nel mondo si celebra l'acqua e andiamo fino al 25 marzo, perché alcuni di voi sanno che è una data importante Per per Venezia. Venezia, sì, Esatto. è la nascita della città. Esatto. E quindi questo festival diciamo che sarà ancora più grande degli altri, non solo perché su 5 date, ma in più di 10 luoghi incredibili. Ecco, in effetti adesso sto mettendo la piantina con tutti i luoghi dove ci saranno questi incontri, queste performance. Sì, abbiamo dato un taglio sia culturale e artistico per chi piace la cultura e l'arte. Abbiamo delle mostre con degli artisti giapponesi, degli artisti italiani come Roberto Ghezzi, Paolo Della Corte, degli artisti francesi che vengono a esporre l'acqua su tutte le loro forme. Ma per chi piace la musica abbiamo anche un sacco di eventi di musica. Per esempio, il sabato pomeriggio c'è un grande happening alla Pescheria di Rialto, dove si riuniscono dei musicisti, dei coristi, dei cantanti, dei performance, e l'idea è di tutti insieme cantare delle musiche ispirate all'acqua, che possono essere musiche veneziane, ma anche musiche italiane, francesi, inglesi, eccetera. E l'idea è che tutti insieme possiamo inviare dei messaggi d'amore e di speranza all'altra parte del mondo. Facciamo viaggiare con le onde dell'acqua le nostre onde d'amore attraverso le onde della musica, per riunirci tutti insieme. Questo festival vuole veramente riunire le persone, riprendere, diciamo,
atto sul fatto che dobbiamo prendere cura di noi stessi e degli altri e della natura. Questo è solo un esempio, poi abbiamo anche al Teatro Goldoni dei concerti jazz brasiliani, come quello di Do Montebello che si chiama Acqua Serenissima. A chi piace il didgeridoo o degli strumenti più esotici, ci sarà il bagno sonoro alla Scuola Grande di San Marco. E invece chi è più interessato dalla parte esperienziale, dai laboratori, ci sono tantissimi laboratori delle esperienze. Per esempio, chi vuole imparare a cucinare senza sprecare acqua, ci sarà un laboratorio su questo. Chi vuole imparare a fare un buon tè con della buona acqua potrà anche partecipare a quest'altro laboratorio. Chi vuole tentare di conoscere la laguna, ci saranno anche delle gite sulla laguna. E poi per invece quelli che sono più interessati sul lato scientifico, economico, abbiamo 2 luoghi molto interessanti. Questa è la novità di questo festival a Venezia, che non c'erano nelle altre edizioni. Il primo si chiama Spazio Leonardo H2O, in onore a Leonardo da Vinci. Sì. Ci sono delle start-up del mondo intero, alcune proprio anche di Venezia, dove sono ispirate all'acqua e agli ecosistemi marittimi per trovare delle soluzioni alle sfide che incontriamo oggi. Per dare un esempio, c'è questa startup che si è ispirata dall'ondulazione del delfino per creare un motore che non inquina, che non fa rumore e che non è pericoloso, che non taglia. E questo è fantastico. Immaginate la laguna con dei motori così che non fanno rumore, che non inquinano e che non fanno male. In effetti a Venezia se ne parla Stefano, da Modesto, del discorso dei motori. E poi ci saranno per esempio delle start-up invece che usano le alghe per fare dei tessuti meravigliosi o per pulire appunto da dei problemi di plastica e altri problemi. Insomma, abbiamo questo spazio Leonardo H2O, c'è un altro spazio che è l'acqua padiglione, e questo è situato alla Serra dei Giardini Reali, a Piazza San Marco. Sì. Marco, e qui vengono addirittura degli ricercatori, dei scienziati dall'America Latina per farci conoscere tutto ciò che non si sa sull'acqua e l'informazione, su come si possono anche curare delle malattie con l'acqua del mare, e come anche ci sono degli esperimenti con l'acqua e le piante, si può sentire proprio della musica, la musica delle piante, per cui ci sono delle cose anche di ricerca avanguardia interessanti che saranno raccontate attraverso sempre le conferenze e i laboratori. Quindi ci sono più di 50 eventi durante questi 5 giorni in più di 12 luoghi, e io spero veramente che, siccome il festival è gratuito e aperto a tutti, che avremo un bel pubblico. Ecco. Una grandissima manifestazione, perché luoghi, spazi, attività di questo tipo, veramente tutte diverse, meraviglioso, complimenti. Grazie, la cosa bella è che abbiamo fatto partecipare delle realtà veneziane con degli ingredienti più che vengono dal fuori, e quello che è bello è proprio la mescolanza, e questa è sempre una cosa che Venezia ha avuto, no? Una città di incontri, una città di viaggi, e vogliamo continuare a introdurre questo, e anche per riportare a Venezia delle altre cose piuttosto che solo, diciamo, un interesse di turismo, no? L'acqua è quello che può dare l'acqua, e come l'acqua ci può ispirare, può essere un polo nuovo e interessante da dare a Venezia come capitale dell'acqua.
La città di Venezia, quindi tipo l'amministrazione e vari enti o parte hanno gradito, suppongo, subito, no, di questa iniziativa. Sì, 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 ci stanno accompagnando, ci hanno aperto delle strade, delle piste. È stato bellissimo soprattutto l'incontro con i cittadini, con le associazioni, con le realtà, perché ci siamo visti come attraverso questo argomento dell'acqua, che si può veramente fare un giro di 360 gradi, perché c'è talmente tanto da dire su questo tema, riesce a mettere in comune le persone, e questo ci piace tantissimo. Ritrovare questo senso di comunità, di familiarità, senza interessi politici, economici. Diciamo che è un interesse che va Si al di va sopra di... oltre. Mm. Sì, questo è molto bello. C'è stato dei momenti in cui dicevate, ecco, vediamo se ce la facciamo, non ce la facciamo, delle perplessità, oppure possiamo dire che è filato via liscio come l'acqua. Allora, è una bellissima domanda. Intanto, siccome siamo No, praticamente solo dei cittadini, le associazioni, alla fine siamo in tanti, ma diciamo che ognuno di noi ha un lavoro sì. e dell'attività, e per cui insomma ci mettiamo il nostro cuore, la nostra passione. Da un lato abbiamo sentito una bellissima energia e una bella spinta, e questo che ci piace tanto. Come tutti i progetti, tutte le cose, ovviamente non sarebbe così divertente se non ci sono anche gli handicap, per cui Mm. ogni tanto c'è qualche piccola Sì, grazie. difficoltà, che però stiamo Me, riuscendo scusa Simo, me c'ha mai eh, Silvestri, ti chiudo il microfono. Scusa. E, appunto. Adesso, una curiosità sul vostro giro del mondo, ma il vostro giro del mondo come l'avete fatto? ah, In macchina, a piedi, in moto, in mongolfiera, in Eh, barca? bellissima domanda. Allora, noi siamo partiti, diciamo che avevamo 50 e passa anni e volevamo metterci un po' in gioco. Uno, perché non è che avevamo questo grande budget, e due, perché comunque è più divertente. Per cui abbiamo cercato di prendere diversi tipi di trasporti. Ovviamente abbiamo preso anche l'aereo, però abbiamo preso il camper van, il Mm. sleeping bus, il treno, quando siamo passati dalla Russia alla Mongolia, il transmongoliano, insomma abbiamo le navi, le barche, insomma abbiamo cercato di usare diversi mezzi, e poi soprattutto di alloggiarci sempre in maniera abbastanza low cost, per cui siamo andati anche negli ostelli, siamo andati anche in tenda. È stato molto, molto bello, molto divertente, e quello che ci interessava era proprio incontrare le persone, e devo dire che fare un viaggio con un soggetto così interessante come l'acqua apre le porte. E francamente su questi 8 mesi abbiamo avuto pochissime difficoltà, e è stato bellissimo perché ci sentivamo portati quasi da una forza superiore a noi, come avere delle ali, per cui era questa sensazione. L'acqua è magica, devo dire, l'acqua è molto magica, e forse avevamo l'impressione di fare qualcosa di bello e che serve, utile, e questo devo dire che ci ha facilitato tanto l'incontro con la gente, ci ha aperto tante strade, e quando siamo partiti abbiamo detto: ma non possiamo andare a fare un viaggio che parla di acqua se non siamo noi stessi fluidi e Certo. trasparenti, flessibili e agili come l'acqua. E così abbiamo voluto fare, ovvero che se una porta si apriva da un'altra parte ci siamo proprio infiltrati come l'acqua, ed è questo che è stato magico. E andare a incontrare l'acqua è bellissimo. In alcuni paesi non c'era l'acqua, come in Mongolia ce n'è pochissima, e anche quello era interessante, di capire come vivere senza acqua, con poca acqua, senza
aver bisogno di lavarsi sempre così tanto e fare dei sacrifici e usare poca acqua è molto interessante da esplorare per noi che siamo comunque super viziati per il momento ancora in Europa. Certo. Se non durerà così tanto purtroppo, ma dobbiamo stare molto attenti. Va bene, allora dopo metteremo anche sul nostro sito il link per scaricare il programma perché il programma è molto vasto e quindi tutti quanti a Venezia dal 21 al 25 marzo per questo Festival dell'Acqua. Possiamo, Esatto. possiamo concludere con acqua in bocca? Bellissimo, acqua in bocca e soprattutto l'ultimo tempo del festival da non mancare ci sarà un concerto Acqua Mater e Opera for Peace, questo al Conservatorio Benedetto Marcello Sì, da non mancare, e poi il film Panorami Sommersi che esatto. parla proprio di Venezia con il regista al Cinema Rossini, e questo è l'ultimo colpo del festival, per cui venite per favore. C'è da prenotare? Per- C'è da prenotare su Eventbrite, abbiamo aperto il link che metterete, c'è il programma, c'è un QR code e questo vi porta su Eventbrite dove su alcune cose è meglio prenotare. Certo. Bene Barbara, grazie mille. Noi ci A voi, riprendiamo sì. la mongolfiera che torniamo in laguna per il prossimo ospite. Grazie mille Bon voyage, e ci arrivederci. vediamo sabato. Ciao, grazie. Ciao, a presto, grazie mille, ciao cari. Sera. A Calvatown, il cane della rosa, nell'aria della sera mosso un po' da compassione. Contro voglia, dal viale fin giù in piazza porta a spasso il suo padrone. A Calvatown, il prete della chiesa indossa in nome di Dio uno strano kimono, ma non sa che Don Scace impugna la falce e verrà a reclamare il suo trono. A Calvatown si vendono tabacchi, tarocchi, dentiere, fasulle o de parfum dal naso lungo, che se devi uscire la sera in fondo non son poi tanto male. Dai, portami a ballare e non dimenticare che se te ne vuoi andare via da qua devi voler restare, a poco capirai che mondo è Calvatown. E se Cenerella a mezzanotte tornasse dal ballo con le calze tutte rotte a Calvatown, non il principe ma Fabius la vorrebbe maritare. Mi scusi damigella, le andrebbe un giro sulla mia Fiat Bravo 1416 valvole? A Calvatown, nelle aule della scuola, per le finestre al fiorire della viola, si fa largo la romanza di Faustino e con lui la primavera. E io sì, l'avrei voluto per far l'amore, e io sì, l'avrei provato per far l'amore. E non dimenticare che se ti perdi in mezzo alla città, da bravo segui il cuore, piano piano arriverai dritto a Calvatown. E si racconta che in mezzo alla palude ci stia un druido restio a farsi vedere. Una volpe curiosa in autunno l'ha visto giocare con gli gnomi lungo il fiume. A Calvatown, Vitellio e Vespasiano
69 inverni dopo la nascita di Cristo si contesero le sorti dell'impero e dell'intera umanità. Chissà perché, chissà che amico mio devi sapere che il mondo prima o poi sprofonderà, ma non aver paura se ti trovi a Calvatown, se già in fondo è un po' più in là, e se ti trovi in un posto senza nome, dove lo sai nessun dio ti può vedere, dove qualcuno un po' invidioso t'ha preso il cuore. Non aver timore, ora t'aspetta il gran finale, perché sei giunto a Calvatown. Sandro Barosi con Calvatown, il secondo brano. Vediamo se riusciremo una di queste prossime puntate a averlo nostro ospite. Intanto siamo tornati a Venezia col nostro secondo ospite, che è Giuliano Silvestri. Buonasera, ciao Giuliano. Ciao e buonasera a tutti. Buonasera Giuliano. Grazie. Bene, siamo tornati. Si parla sempre di Venezia oggi nel nostro programma perché Giuliano ha scritto assieme al suo collega, che adesso ci dirà, un libro su personaggi veneziani. Raccontaci un po', Giuliano. E il mio collega si chiama, però è anche un compagno di strada, in poche parole, si chiama Pietro Ippolito, nel senso che ci siamo trovati non tantissimo tempo fa e avevamo fatto ognuno di noi un piccolo libricino, insomma, in cui ricordavamo un po' quello che erano stati le nostre storie e alcuni eventi che ci hanno così toccati. Lui ha lavorato, Pietro Ippolito, ha lavorato per quanto riguarda un'associazione che si chiamava Circolo Caligola e che organizzava spettacoli, sì, organizzava spettacoli, eventi, per quanto, soprattutto a livello musicale. Io invece avevo fatto un altro percorso, diciamo, da certi punti di vista, ed ero sempre impegnato a livello di associazioni, insomma, che si davano da fare per quanto riguarda il discorso del movimento della pace. E ci è venuta quest'idea di mettere insieme un po' le nostre storie, però non soltanto come nostre, ma come momento di ricordo, diciamo, ma un ricordo non nostalgico di quelli che sono stati gli anni dell'entusiasmo, della partecipazione. E abbiamo visto che quegli anni sono stati degli anni molto proficui per quanto riguarda il nostro territorio, nel senso che siamo agli anni 70-80. Parliamo di 70-80, anche partiamo anche dal 60, diciamo, sostanzialmente, perché sono stati anni di grosse lotte contro l'autoritarismo e le cose calate dall'alto sostanzialmente. E invece su quegli anni il vento soffiava in quel senso, le cose sono venute su dal basso, perché i magazzini sono diventati, i garage sono diventati posti dove ci si ritrovava, le piazze diventavano un momento anche di incontro e poi c'erano le varie feste, i vari momenti di aggregazione. E lì sono nati praticamente nel nostro territorio veneziano parecchie persone che, insomma, hanno detto delle cose abbastanza importanti. Possiamo citarne alcune di quelle che abbiamo intervistato. L'ultima, abbiamo fatto 2 libri, diciamo, sostanzialmente. E per cui le interviste sono state una cinquantina, attorno a una cinquantina, sono state a random, cioè non è che abbiamo fatto un grande tipo di ragionamento dal punto di vista scientifico dicendo prendiamo questi, perché alcuni erano nel nostro territorio, sono già abbastanza conosciuti. Prendiamo il discorso di Bettin, per esempio, no? Pensiamo a una serie di persone, insomma, i vari cacciari, varie persone che hanno dato parecchie cose nel nostro territorio. Ma noi siamo partiti invece più dal basso, nel senso che abbiamo preso artisti, pittori, musicisti e anche dopo anche il discorso del femminismo, il discorso della politica, del sociale, cioè abbiamo preso un po' di persone, di personaggi che sono diventati, diciamo, importanti, ma che hanno costruito una rete. Esatto, alla città. Vedo anche Giuseppina Casarin. Sì, e Gigio Brunello l'abbiamo intervistato la scorsa settimana. Gigio Brunello, sì, con i suoi
con i Ecco. suoi... è stato ospite qua la scorsa settimana e quindi abbiamo conosciuto anche Gigi Brunello. I burattini. E, È una figura rappresentativa, sì, 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 sì. sì. Per cui sì, tutte persone che hanno fatto qualcosa e poi cioè, con la passione, con l'impegno anche hanno trasmesso anche le cose. Ecco, perché questo libro sostanzialmente? Magari interrompermi, sai, perché No, no, vado avanti. vai, tranquillo. No, perché? Perché sono anni che rischiano di passare nel dimenticatoio. Di solito la narrazione storica viene fatta da chi vince sostanzialmente i periodi storici, politici, insomma. E non è che stiamo vivendo un bel momento da questo punto di vista, per cui c'è questo bisogno di revisione di quelli che sono stati gli eventi. E il rischio è che vengano etichettati quegli anni solo come gli anni del terrorismo o gli anni di piombo, gli anni diciamo dove sì, la gente era un po' così, un po' pazzerella, diciamo sostanzialmente, chiedevano la pace, chiedevano un mondo migliore, i diritti, ma oggi sono cose impossibili queste cose qui da fare. E invece in quel momento le cose sono venute, il vento soffiava in questo senso, insomma. Non so se mi sono spiegato. No, certo, sì. Beh, lo sto pensando, mi viene in mente che si crea in quegli anni, nasce anche il Carnevale di Venezia, no, Precisamente, che sì, in sì, sì. quegli anni Ma sono, nasce così in maniera, diciamo, Spontanea. anarchica, spontanea e dopo è e stata dopo si presa, trasforma si trasforma dopo, come tutte le cose a Venezia, in cose turistiche, in business. purtroppo. Mm. Sì, sì, dai, diventa una cosa. Ma la cosa che abbiamo scoperto, allora, scavando, perché poi è anche un lavoro di archeologia, diciamo, sociale. Abbiamo scoperto, per esempio, una storia che il 24, quando faremo l'evento al centro Colbe, in Via Leardi, il 20, no, sì, il 22, scusa, ho Il sbagliato la data, 22, sì. il 22, facciamo questo evento e proietteremo un filmato che abbiamo trovato dove si parla del convitto a Biancotto. È stato un convitto praticamente su una struttura che era della gioventù del fascio, dove in realtà è stata così presa in gestione da un gruppo di persone, sostanzialmente la Lia Finzi, a quel tempo non so se era ancora assessore, ma comunque e Federici, dove in realtà avevano preso in carico tutta una serie di ragazzini che erano orfani dei partigiani. E questa esperienza è durata dal 47 al 57 e poi pian pianino, come purtroppo succede adesso, hanno levato l'acqua sotto i piedi, cioè, e hanno portato via questa esperienza. Per cui cioè, il rischio è quello che se non abbiamo trovato questo filmato, che rischi di passare così in dimenticatoio, quando in realtà questa esperienza ci dice molto anche di quello che sta succedendo oggi, perché tutti quelli che sono gli spazi di incontro, di relazione, tendenzialmente vengono chiusi, e per cui siamo ritornati sul fatto che le cose sempre vengono portate in certo qual modo gestite dall'alto e non dal basso, cioè la gente in maniera abbastanza democratica e partecipativa non c'è, insomma. Sì, sì, sempre meno man mano che passano gli anni, c'è sempre meno appunto la partecipazione, anche Sì, perché sembra che non interessi. sì, o forse si fa anche un po' fatica a entrare dentro alla partecipazione, no? Certo. Una volta forse era una cosa spontanea perché uscivi di casa e partecipavi a tutti gli eventi normalmente. Adesso si sta tanto in casa e quindi è più difficile. Mi viene in mente il cinema, no? Il cinema adesso tutti quanti si vedono i film sulle piattaforme, sul Certo. televisore e meno il cinema. Cioè, se pensiamo che a Venezia, no, in quegli anni cosa c'erano? 10-11 cinema, Sì. e mentre adesso ce ne sono 3, 2. Adesso ho perso anche il conto. Beh, ma non soltanto il cinema, ma pensiamo anche alle osterie, cioè pensiamo a tutta una serie oppure le case del popolo o così, o centri anche parrocchiali, ma anche di politica, dove in realtà all'interno
ci trovavano persone di estrazione sociale diversa e che passavano anche una giornata, una festività insieme, cioè nel senso, e per cui c'era anche condivisione molto, molto forte da questo punto di vista, per cui nascevano delle amicizie, ecco, questo era la cosa abbastanza importante. Che invece oggi con tutto il discorso di social, sì, non basta essere connesso o Ecco, non sei più connesso, forse ti è saltato il jack del microfono, perché sento il classico fruscio del microfono. Ti sentiamo più? non mi sentite? Adesso sì, adesso sì. Ho avuto un attimo che mi desmandamento qua. Sì, sì, sì. Sì, sì. E si stava proprio dicendo, non basta più non basta essere connessi, e difatti tac, subito si casca è connesso. A linea, cioè. Ritornando al discorso dei libri, perché ormai sono diventati due, il 18 facciamo a Spinea al Barone Rosso la presentazione, per cui con la scusa della convivialità c'è anche la maniera di presentarci, insomma, da questo punto di vista. Diciamo che la cosa importante è che scrivere, le persone che hanno scritto o hanno fatto l'intervista, è stata anche un'operazione di autoscrittura. È importante da questo punto di vista, perché le persone, anche le loro esperienze, tendono nel corso del tempo a dimenticarle e a non scriverle, per cui anche il fatto di intervistarle è significato anche il fatto di metterle in contatto, e questo ha creato praticamente una cosa abbastanza importante, una specie di rete attorno, una specie di tessitura, dove che delle storie raccontate dalle persone poi alcune circolarmente vanno a toccare delle altre, cioè, e queste persone non è detto che si siano conosciute nel corso del tempo. Questo l'abbiamo visto per esempio negli artisti, abbiamo visto che condividevano delle robe insieme, però in realtà non è che facessero, o musicisti non è che facessero delle cose insieme, in realtà dopo nel tempo magari hanno cominciato anche a lavorare insieme, cioè a condividere certe cose, certe esperienze. Ecco, questo è stato abbastanza importante anche, cioè il fatto di mettere insieme esperienze e situazioni che in realtà anche nel nostro territorio non è che sempre si conoscevano. E allora il titolo è Gli anni dell'impegno e dell'entusiasmo. Adesso voi che avete scritto il libro, avete ancora entusiasmo visti i tempi? Bella domanda. No, beh, per quanto ci riguarda, sia io che il mio collega mi pare di sì, perché insomma siamo abbastanza indaffarai, non ti dico, non ti conto quante robe che cavaria da fare, ma comunque insomma fa parte della vita, ecco, però credo che sia un spirito, non so, sia una roba che forse abbiamo acquisito da quell'età, insomma, per cui sì. Tra parentesi, una delle mie prime esperienze è stata su una radio privata, cioè una radio popolare Radio a Mestre, Vanessa? che si chiamava Radio Mestre 103 alla Cita. Per cui da lì ho cominciato una mia attività e mi ha sempre affascinato il discorso della radio, della comunicazione, perché la radio, come dice Finardi, insomma, è libera. Insomma, da questo punto di vista, cioè non ti obbliga a stare per forza lì a vedere, e poi puoi parlare, ma puoi ascoltare anche musica, questo mi sembra importante, ecco. Certo, sì, anche noi, per quello noi ogni settimana facciamo infatti, vi questa ammiro da radio, questo punto di vista, radio web, sinceramente. siamo già alla quinta stagione, quindi ci Bene, piace mettere anche in collegamento le varie idee, le E mi fa varie piacere, cose. mi fa piacere anche avervi conosciuto, insomma, a questo punto di vista, certo. Beh, il Così. libretto, io dico il libretto, il libro è in vendita, si può trovare in giro oppure... Ma guarda, purtroppo si non trova è- soltanto dove facciamo le iniziative, non è... ok. L'abbiamo fatto come si dice in casa, in poche Sì, parole. sì, cioè, sì, nel dai, senso- in maniera per cui artigianale. ha Quindi, questa valenza, insomma, è nata così e la cosa è continuata così. Però, onestamente parlando, è stato come, sai, quella cosa a livello di montagna, la palla di neve. sì, Cioè, abbiamo iniziato questo percorso l'anno scorso, e questa palla di neve praticamente scivolando giù è diventata sempre più grande, per cui ci stanno chiedendo di intervenire e di fare delle iniziative per quanto riguarda questi momenti di ricordo, ma non solo per ricordo, ma per confrontarci anche in altre situazioni. Per esempio, ci hanno chiesto, abbiamo fatto
a Spinea della Spodova un'intervista che avevamo fatto col primo prete operaio di Porto Marghera, Sergio Pellegrini. Perché lui è stato per un periodo lì nella parrocchia di Spinea. Alcuni ragazzi che a quel tempo erano giovani, adesso sono ormai uomini maturi, ci hanno chiesto di fare un confronto con lui, di fare una serata. Abbiamo fatto la serata e la sala era pienissima, cioè nel senso c'è stato un interesse e una partecipazione molto grande. Adesso ci stanno chiedendo il filmato, questo del Biancotto, di portarlo in occasione del 25 aprile, di ragionare sulla fine della resistenza e la considerazione che hanno avuto dei partigiani in Italia, perché sappiamo che in realtà finita la guerra i partigiani insomma sono passati in secondo piano, insomma, e molte cose in Italia non sono cambiate, soprattutto a livello di prefetture e di tutto il resto, insomma, così. Per cui è interessante questa cosa che ci sia questa voglia di confronto, insomma, di partecipazione. Poi da cosa nasce cosa, e quindi capisco adesso che l'entusiasmo c'è ancora. Sì. Beh, ma io spero che ci risentiamo anche per altre occasioni. Sì, certo, sicuramente. Noi siamo sempre quando vuoi, noi ci siamo. Sì. Guarda, io ti butto là subito una cosa. Io da anni organizzo delle cose riguardo al discorso di Hiroshima e Nagasaki, per quanto riguarda tutto il discorso della bomba atomica, queste robe qua. Per cui molto probabilmente ti romperò le scatole per parlare di questi argomenti, sapendo che proprio ieri Trump ha cercato di snoganare Elon Again, cercando di dire che di non riconoscere più l'aereo che ha buttato giù la bomba a Hiroshima. Va bene, insomma, dire già come vogliono revisionare la storia. La storia non si può revisionare, insomma. Ma c'è questo tentativo. Però il tentativo è questo oggi. Esatto. È così. Va bene, di questo ne parleremo, perché anche c'è il discorso dei media che stanno anche loro travisando un po' tutto. Va bene, allora Giuliano, grazie mille, in bocca al lupo per il 18, ricordo, al Barone Rosso che è a Spinea, il 22. E il 22 al Teatro Colbe al Mestre in Via Leardi. Bene. Ci sentiamo, grazie mille ragazzi. Siamo ragazzi, va bene, sì, siamo sempre ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Ormai è un po' che fingiamo che vada tutto bene, ma non ci siamo mai guardati negli occhi. La TV rimane accesa per coprire il silenzio che c'è. È ancora questo amore, ma non ci conosciamo. Se pensi sia tutto cambiato, se pensi siano 1000 discorsi, siano 1000 rimorsi, non li sento più, ma non ci conosciamo. Seduti sullo stesso divano, ci guardiamo per sbaglio e tutto questo rumore non lo sento. Tu che non trovi parole neanche davanti a un bicchiere di vino, io che non l'ho mai amato, adesso mi ci perdo e rido e cerco di afferrarti mentre fuggi nel letto, di guardarti un momento, ma il cuscino che ci dividevamo ora ci divide. Abbiamo provato di tutto, creato, distrutto un calendario fermo da mesi, come quei due che siamo, solo io e te. Mentre crollano le pareti non chiediamoci perché, i palazzi stanno in piedi, siamo solo io e te. Spogli dei nostri segreti fra questi pensieri, ma non ci conosciamo. Se pensi sia tutto cambiato, se pensi siano 1000 discorsi, siano 1000 rimorsi, non li sento più, ma non ci conosciamo. Seduti sullo stesso divano, ci guardiamo per sbaglio e tutto questo rumore non lo sento. Ormai è un po' che fingiamo che vada tutto bene, ma non ci siamo mai guardati negli occhi. Ma non ci siamo mai guardati negli occhi.
sullo stesso divano. Ci guardiamo per sbaglio e tutto questo rumore non lo sento più. Eccoci qua nuovamente negli occhi, i comfort zone che abbiamo avuto qua ospiti lo scorso anno, mi pare, qui a Radio Nostra. Allora, col nostro terzo ospite restiamo con la nostra mongolfiera qui in Laguna, vediamo un po' se c'è. Olindo, hai il microfono spento, se lo riattivi. Eccolo qua, perfetto, mi pare che sia attivato. Olindo, ci sei? Eccoti qua, aspetta che vi apro i microfoni, eccoci qua, adesso vi sentono. Allora, con noi c'è Olindo Nardini. Ciao Olindo. Buonasera. Buonasera. Allora, con Olindo, in questi giorni è successo un altro fattaccio in Laguna di Venezia. Parliamo sempre oggi di Venezia, e c'è stato l'ennesimo incidente nautico in laguna, un barchino che è andato addosso a una briccola. E quindi con Lindo, visto che ha avuto anche purtroppo un trascorso tragico anche lui in famiglia, con Olindo da quel momento si è dato da fare molto anche per cercare di portare la sicurezza in Laguna di Venezia. Come siamo messi, Olindo, con la sicurezza? Beh, diciamo che da parte di chi deve attuarla, prevenirla, non è stato fatto nulla in Laguna, in particolar modo quello che sembrava l'illuminazione delle briccole ad opera del Ministero dei Trasporti non hanno più fatto nulla. A dicembre del 23 e prima era stata dato l'ok del Ministero e dell'ANAC per quanto riguarda la famosa illuminazione a LED del signor oramai defunto purtroppo Sergio Cavener di Torcello. È un sistema semplicissimo che già qualcosa farebbe. E cioè, com'era questo sistema? Sistema LED solare. Ah, quindi ogni Che bricola è autoalimentata, produce luce da sé, insomma. l'unico sistema che è stato, diciamo così, Allora, aspetta un attimo, siccome... tolto da parte di tutte le autorità. Vabbè, ci sarebbe poi anche i catalifrangenti, ma è un palliativo, già ci sono meno potenti, comunque anche quello è un dissuasore che se ci fosse qualcosa farebbe in ogni caso. Non hanno fatto nulla se non adesso ultimamente con il nuovo assessore Michele Zuin avevano iniziato a percorrere alcune vie giuste, se vogliamo, hanno intrapreso la strada giusta per quanto riguarda il controllo da remoto delle imbarcazioni, perlomeno le più importanti e le più imponenti, ma è tutta una cosa un po' fumosa e che comunque fa capo a Roma. Ecco, questo dal punto di vista di localizzazione delle imbarcazioni. Dal punto di vista di insegnare o la sicurezza o farla rispettare è una cosa di sempre, che non è una Sì, cosa che fatta. che se ne parla da anni e anni e anni, ma... Aspetta, Le cose sono conosciute. volevo un attimino spiegare che cos'è una briccola, perché ci ascoltano anche da fuori, no? E quindi una briccola sono quei pali che costeggiano i canali navigabili in Laguna di Venezia, perché la laguna si vede tutta l'acqua, ma c'ha dei canali profondi e delle aree invece dove c'è l'acqua di 20-50 centimetri. Allora, queste briccole che segnano la strada del canale navigabile.
le bricole sì, fungono da segnaletica di giorno e si trasformano purtroppo, come è successo nel mio caso, in dei pericolosi ostacoli per la navigazione notturna. Questa è la cosa risaputa da tutti i veneziani e non è mai stato fatto nulla per migliorare perlomeno questo tipo di rischio, perché alla fine si parla di sicurezza, si parla di prevenzione dei rischi, si parla di mitigazione, si parla anche di coinvolgere, informare gli utenti, i vari conducenti di natanti, che siano essi giovani ma anche anziani, di imbarcazioni imponenti, per quanto riguarda una cultura marinara che non c'è più rispetto per le barche a remi a Venezia. Sì. E intanto c'è una corsa ad arrivare sempre prima, che non è compatibile con i limiti esistenti di velocità che ci sono in laguna, e in più certi accorgimenti non so neanche se la gente li conoscano, da quello che può essere appunto la distanza da mantenere ad una briccola, a riconoscere le briccole. Tanti non sanno neanche cos'è una dama, tanto per chiarire, o a qualsiasi altro tipo di normativa che c'è, sicuro che c'è, che è vigente in laguna. Ecco, il problema delle bricole è non solo la loro posizione, ma anche il loro ricambio, no? Perché in gran parte la laguna, anche se adesso qualcosina forse si sta muovendo, ma gran parte delle bricole vecchie nel suo consumo cadono e ci sono questi tronchi galleggianti che appunto di notte, perché anche quello che è successo la scorsa settimana, il conducente era un esperto, anche tuo figlio era un esperto di barche, quindi di notte tu non vedi cosa c'è nell'acqua e ti può capitare di andarci sopra con la barca, no? E tu stai parlando dei famosi coccodrilli. Sì, esatto, in gergo si chiamano coccodrilli. E quella è un'altra cosa, che sia di notte che di giorno comunque sono pericolosissimi sì, ed è una parte triste e degradante di questi ultimi anni, dove si notano queste briccole mangiate dall'erosione e che iniziano a cadere. Certo, anche questo come se non bastasse, c'è anche questo fattore che aumenta il rischio e la pericolosità della navigazione. Certo. Anche questo qua è un pericolo costante. Chiunque va in laguna, nei canali, e se è un bravo navigante, farà sempre perlomeno 1, 2, 3, 4 volte, troverà dei pali, qualcosa da mettere a riva, da tirare su, perché sono sempre più frequenti e sono pericolosissimi. Ritornando alla briccola, forse la novità del giorno seguente alla tragedia ultima, che sia Conz che io abbiamo, senza esserci messi d'accordo, dichiarato che forse la briccola dovrebbe essere singola. Sì, cioè quindi è solo un palo, no? La briccola singola aumenta esponenzialmente Sì, perché è uno la stacco. percentuale di salvezza. È molto più facile non schivarla, ma andare a tangerla e salvarsi. Se sono 3, uno va a sbattere. Sì, perché diventa un muro, mentre essendo una singola è più flessibile e quindi può anche... Aumenta la percentuale di salvezza, cosa facile da capire, insomma, ecco, Ma da intuire. Però non sembrava brutta l'idea di illuminarle
tutto sommato, installando qualcosa a LED con la luce che proviene dal sole, insomma, la spesa è solo quella dell'installazione e del materiale. Dopo, io ci ho parlato col signor Cavener, che tra l'altro ha abitato anche in Sacagnana a Treporti, un nostro concittadino, e lui aveva iniziato nel 2015 a girare localmente, rimanendo inascoltato, fino ad arrivare casualmente al Ministero dei Trasporti, dove un bravo funzionario in un anno è riuscito a portare avanti la pratica, le commissioni e le ispezioni e il collaudo. E di collaudo ci sono in giro per la laguna 25 bricole, credo, e hanno tutte passato il test, forse una è stata rubata, vabbè. Le solite cose assurde, con percentuali, cioè con autonomia elevatissima a livello di luminosità, con qualsiasi condizione, anche con la nebbia, un sistema, adesso io non so i costi eccetera, ma perché dopo alla fine quando si tratta di Roma guardano solo quello, però è stato l'unico sistema di illuminazione approvato dall'ANAC, dall'ente della navigazione civile. Ecco, e là dopo si è arenato tutto, veramente. Ma queste bricole di prova sono state su dei punti della laguna di Qualcuna che traffico? ricordo nel canale Sant'Erasmo, un po' sparse, credo siano 25. Aveva ricevuto un ordine di 80, diciamo così, lumi, ma non ne ha più fatto nulla, e poi dopo sì, è deceduto purtroppo. Ecco, prima diceva che non si sa neanche cosa che sia una dama. Cos'è allora la dama? La dama è l'inizio del canale, è quello che indica l'entrata di un canale. La dama ce ne sono due ad ogni inizio, dove una è colorata di verde e una di rosso per mantenere la sinistra e la dritta. Ecco, è l'inizio di un canale. È formata da un palo centrale e da tre pali che... Quattro. E quello centrale è più, per riconoscerla, è più alta. Esatto. Esatto, che normalmente di solito c'è anche un fanalino o verde o rosso, no? No, è un rifrangente, è un colore, più che fanale non è, sì, è un Sì, colore, ed è generalmente numerata anche. Sì, perché è difficile portarci la corrente, se non... No, l'unico sistema è quello solare, certamente più pratico, non è più una invenzione, il LED illumina tantissimo, non illumina l'alto, quindi il problema grosso per l'ANAC è il canale che va all'aeroporto. Vabbè. Ecco, volevo chiederti, non c'è un comitato, di solito per quanto riguarda le automobili c'è il comitato, no, vittime della strada. Qua c'è un comitato di questo genere anche per quanto riguarda le imbarcazioni, oppure è tutto da inventare? Lo chiede a me? Sì, sì, No, lo chiedo a te. io non lo so, non lo so. Quello che c'è di sicuro, per quanto riguarda il mio caso, c'è una manifesta incapacità organizzativa degli organizzatori della manifestazione pubblica Il Redentore del 2023. Incapaci, arroganti, non professionali e senza dignità, perché io dopo alla fine
all'epoca feci anche andai a Cafarsetti, feci una interrogazione assieme col professor Martini, solamente per chiedere e far notare al comune che i veneziani hanno paura di andare al Redentore. Questo è un'altra cosa molto triste. Esatto, un Questo altro è un altro- problema del Redentore è che anno dopo anno le barche piccole vengono... sono sempre più in difficoltà. I famosi barchini, tanto amanti del caro sindaco odierno di Venezia, che rappresentano la maggioranza, non possono navigare in sicurezza in un canale con un moto ondoso provocato dalle imbarcazioni grandi. È paradossale che navigare in sicurezza rappresenta il dettato dell'articolo 1231 del codice di navigazione, codice penale, a cui è stato attribuito a Ricchi praticamente. È paradossale che questo sia viceversa la ragione per cui è morto, cioè oltre alla bricola non illuminata all'epoca dell'orfanello, era il canale con un moto ondoso che ne faceva sì che il canale stesso non era messo in sicurezza e controllato dalle autorità competenti. Questa è una cosa palese, risaputa da tutti, ma non ammessa da chi ha organizzato e dagli inquirenti, altri incapaci, la polizia lagunare. È intervenuto quella volta il comandante Agostini, che nella sua posizione ha fatto un intervento abbastanza triste, se vogliamo, però ha anche spiegato ingenuamente, ha anche spiegato quello che è successo realmente quel maledetto giorno. Lui ha dichiarato candidamente che lui ha messo 9 unità a controllo della manifestazione nei canali di deflusso e non è successo nulla. Nei canali di deflusso di sua competenza, cioè il Canal Grande, 9 imbarcazioni nel Canal Grande, tutti gli altri 7 imbarcazioni o 9 forse, questo no, per carità, non ricordo proprio bene, ma c'è la registrazione integrale di tutta la trasmissione. Questo è quello che ha dichiarato il comandante Agostini. Quindi ha ammesso la responsabilità degli organizzatori. Chiaramente, quando si parla di sicurezza, di prevenzione, le cose sono tante da dire. Sono tante. Non c'è solamente la velocità, c'è un insieme di fattori. Chiaro che la navigazione notturna è più pericolosa di quella diurna. Con nebbia aumentano ulteriormente i fattori di rischio. Ogni caso è un caso a parte, purtroppo. Anche questa volta qua, chissà cosa è successo realmente a Canoghera, diciamo. Non è facile capire. Sono sempre comunque o da una parte o dall'altra. La bricola interviene sempre, la bricola c'entra sempre, perché è quella che alla fine determina l'impatto o la fase più irreversibile. Ecco. Quindi appunto la soluzione migliore è quella di togliere, mettere appunto il palo e magari anche metterci l'illuminazione. Insomma, sembra l'uovo di Colombo, no? Ma è una cosa che i veneziani lo dicono da anni, non è una mia idea, è una cosa che lo dicono da anni, anzi forse quando erano in cemento il palo era singolo, credo. Sì, forse sì. Non so se ne mettano 2 perché dici le lego e se una si consuma più dell'altra ho il tempo di sostituirla vedendo dove va e si creano meno coccodrilli. Il compito della bricola è di segnaletica, principalmente, giustamente. Che siano 3 o che sia una singola, sì, ma abbinandole uno dice una sostiene l'altra, e quando vedo che una si consuma vado a sostituire.
cioè, è proprio difficile e effettivamente si capisce anche che una persona che ha un lutto in questa situazione è veramente fortemente colpita e non sa cosa fare. Comunque, anche andando di notte per Laguna, si sa che il buio è totale, il buio è Sì, 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 sì. totale, se non magari in presenza, non so, di luna piena, cioè ci sono ci sono delle piccole trucchetti. Ritornando purtroppo sempre al Redentore del 2023, c'era l'oscuro di luna oltretutto, quindi ancora più Ancora più incompetenti, scuro. incompetenti, incapaci gli organizzatori del 2023 che non hanno prevenuto nemmeno questo ulteriore fattore importantissimo, importantissimo, proprio degli incapaci totali, tutti quanti, tutta la commissione consigliare, com'è che vengono chiamati, sono stati proprio, non meritano rispetto, assolutamente. Va bene, Olindo, noi seguiamo la tua battaglia. Quando vuoi ci siamo per i microfoni, ti teniamo i microfoni aperti e in bocca al lupo. Speriamo che qualcosa cambi in velocità, però deve cambiare. Da quello che ho capito è molto difficile perché un conto è spiegare alla gente, ai ragazzi, come sta facendo per esempio il presidente della Lega Navale di Venezia, il capitano Comellato. Lui va negli istituti di primo grado ad insegnare proprio quella che è la sicurezza, la prevenzione, i rischi che ci sono in laguna navigando, ed è una bellissima cosa per i capitani futuri, diciamo così, Certo. che verranno. Poi però succedono queste cose dove magari le ipotesi sono tante, dove ritornando al Redentore magari una barca grossa aveva fretta di andare a Rimini piuttosto che a Chioggia, piuttosto che a Certo. Porto Garibaldi e sono scappati via di corsa e nessuno controllava il deflusso, nessuno. La risposta del comandante Agostini è stata che l'impatto è avvenuto all'1:35, all'1:30, circa 1:25, il deflusso era già terminato, quando si sa benissimo che alle 4-5 di mattina sta continuando ancora. Sì, esatto. Una cosa vomitevole. Va Conclusa poi. bene, Olindo, io direi che possiamo anche fare appunto un'altra puntata, un'altra cosa sul Redentore. Scusa perché torno sempre sul No, Redentore. no, ma è chiaro, cioè, ma anche perché... La prevenzione è un capitolo No, ma molto certo, ampio, tante cose da insegnare, spiegare a chiunque. Chiaro che anche la velocità ha il suo ha il suo la sua colpa, rischio, certo. compito, esatto, perché è ovvio che l'impatto, se avviene a 5 all'ora non succede nulla, se avviene a 10 all'ora Certo. nemmeno. I motoscafi adesso vanno anche a 50 km all'ora. Però Va chi lo sa. bene, Olindo, grazie mille per la tua testimonianza. Dai, ci risentiremo volentieri. Buon lavoro. Grazie. Ciao, grazie. Buonasera. Chiusi i microfoni.
Astor Piazzolla, tanti anni prima, suonato da Kravitz e Assung al violoncello. E di violoncello parliamo, come sapete, a ogni fine programma abbiamo sempre uno strumento da farvi conoscere e questa sera parliamo di violoncello col professor Alberto De Piero. Buonasera Alberto. Ah, aspetta, ecco, adesso vi ho tirato sul microfono. Buonasera Alberto. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Allora, il violoncello, l'abbiamo sentito adesso, è uno strumento, diciamo, per eccellenza di quelli ad archetto, diciamo, che ripercorre un po' la voce umana, no? Si dice. Sì, beh, tra l'altro va detto che è uno strumento anche molto, era uno strumento, fu uno strumento molto discusso perché noi sappiamo, allora non ci sono dati certi, però diciamo che il violoncello nasce, si presume che nasca intorno al 1520, 1550, 1520, insomma così, quel periodo, ma nasce per molti pareri, sembra che sia una fusione tra la viola da gamba e il violino, no? Comunque prende la fisionomia della viola da gamba in tutti i suoi sensi e si propaga in Italia attraverso importanti violoncellisti come Bononcini, Caldara, poi ovviamente il Boccherini fa la sua parte nel periodo classico, eccetera. Però inizialmente nasce solo come strumento di accompagnamento. Il basso continuo, il classico basso Esatto, continuo. esatto, proprio basso continuo perché aveva la funzione di accompagnare i suoni bassi e quindi accompagnare anche i cantanti, ma sempre a parte bassa. Dopodiché si è capito che questo strumento poteva avere anche una veste prettamente solistica e quindi piano piano si è discostato dal ruolo dell'accompagnamento per andare verso il solismo e fu lì che ci furono pareri discordanti. Alcuni francesi dicevano no, dobbiamo difendere la viola da gamba perché c'era la paura che facendo del violoncello uno strumento solistico si perdesse la presenza della viola da gamba, che invece è uno strumento assolutamente anche attualmente di grande rispetto e di grande importanza. Però poi col tempo ha assunto le sembianze appunto di quello strumento che poteva anche lavorare da strumento solista e poi ovviamente si è propagato in tutti i paesi d'Europa e ha avuto la sua storia, insomma oggi è uno degli strumenti per eccellenza, insomma. Sì, anche viene usato anche in diversi tipi di musica. Vedo che ultimamente anche nel jazz viene usato molto molto il violoncello. Sì, c'è una differenza però, lo vedo anche quando organizziamo eventi magari non prettamente di musica classica. C'è una differenza che mentre il violino lo puoi elettrificare, cioè diciamo che il suono del violino elettrificato non è così, cioè non è accettabile, il suono del violoncello no, cioè tu il suono del violoncello lo puoi amplificare tramite un microfono, ma è impensabile di usare il violoncello con la piastrina, no? Poi adesso vabbè ci sono tutte Ci sono. Sì, ci sono le soluzioni moderne, se pensiamo che i due violoncellisti croati, I due cellos, i Ciucellos. esatto, Stefan Hauser usa anche un Yamaha un po' forma moderna, eccetera. Però diciamo che il suono del violoncello il bello del suono del violoncello è il suono naturale. Sì, beh, anche loro dopo lo usano in certe cose, ma dopo sì. Hanno dato un po' di pubblicità al violoncello, i due croati, Sì. con i loro spettacoli un po' così, un po' diversi, ma che dopo alla fine ritornano tutti sul classico quasi, no? Sì. Certo, perché quello è il punto di partenza per noi musicisti. Adesso c'è questo giovane violoncellista talentuoso di 22 anni che si chiama Ettore Pagano ed è il dio nascente del violoncello, no? Questo ragazzo che ha 22 anni si trova ad aver già vinto 40 concorsi internazionali, è un romano, sta lavorando con tutte le più grandi orchestre, con la nazionale della Rai ha già lavorato 2 o 3 volte, è stato l'anno scorso al Quirinale e ha suonato il concerto di Haydn alla presenza del Presidente della Repubblica proprio con l'Orchestra Nazionale della Rai
Ma un ragazzo che a 22 anni si trova ad aver già vinto 40 concorsi internazionali e poi non concorsini, stiamo parlando che l'anno scorso ha vinto il Cacciaturian, che dopo il Cacciaturian abbiamo l'Enesco in Germania e poi il Tchaikovsky, cioè voglio dire, quindi questo è veramente un ragazzo che l'ho sentito domenica scorsa al Teatro Salieri di Legnago perché eseguiva il secondo concerto di Shostakovich nei 50 anni della morte, e il secondo di Shostakovich in particolare è uno dei concerti che non si esegue quasi mai, cioè raramente si ascolta. Un talento, un talento. Allora, il violoncello si può, da che età si può incominciare a suonare? Sicuramente da quando si è bambini, i risultati ci dicono che ci sono bambini che a 5-6 anni cominciano a studiare il violoncello, perché ovviamente, come vale per il violino, gli strumenti ad arco hanno la misura piccola, la misura media e la misura grande, no? Grande. Quindi si passa dal mezzo al 3/4 alla misura intera, che è il cosiddetto 4/4, e quindi io ho cominciato in prima media, però solitamente quando tu hai 6, 7, 8 anni puoi già cominciare, 7, 8 anni puoi già cominciare. Tanto piccoli no, perché io non posso pensare che un bambino di 3 anni Abbia la forza di... lo metti sul violoncello. Poi Mm, dipende sempre, tutto sempre molto soggettivo, dipende certo, dal talento, dalla voglia, eccetera. Dipende anche dalla provenienza della famiglia. Io avevo genitori che non erano musicisti, no? Quindi sono certo. arrivato alla musica così dal nulla, guardando in televisione i direttori d'orchestra, sbattendo sui coperchi della cucina, e qui è venuto fuori il talento che poi in realtà mi è stato riconosciuto in prima media per cominciare veramente a studiare al conservatorio la musica, che io ovviamente non sapevo. Però adesso, insomma, anche con le nuove tecniche ci sono, c'è questa scuola ovviamente, il metodo, come si chiama? Suzuki, che forma questi bambini piccoli nei vari strumenti, dal violino al violoncello, agli strumenti a fiato, cioè ovviamente questo è un metodo rinomato. Quando tu hai un figlio, un bambino che ha 4-5 anni, cominci a fargli fare questi corsi propedeutici, ma l'avvicinamento allo strumento è così, per giocare, divertirsi, no? Quindi Certo. mi ricordo E- il mio maestro che mi diceva divertiti quando suoni, altrimenti che senso Ah, ha? sì, devo dire che anche adesso ci sono molte opportunità per quanto riguardano Certo, i metodi, ma anche libri, canzoni per violoncello, trasportate sì, per il sì. violoncello. All'epoca mia c'erano 3 libri, Dozzauer, Sì, eh, sì. Rognosi e basta. No. Però posso dirti che c'è ancora il Ottavo, eh? Io lo Sì, uso sì. anche come metodo di studio. E C'è devo qualche dire che, ragazzo che dice, che scusi so- professore, ma non possiamo divertirci a suonare qualcos'altro? Perché è un metodo, quindi è un metodo di studio certo. molto, molto fiscale, però insomma, Sì, sì, ma dopo appunto si trovano tanti anche brani d'accompagnamento con 2 violoncelli per bambini, insomma, esatto. adesso c'è, ci si può divertire di più, insomma, no? Adesso ci si diverte, sì. Esatto, cosa che diciamo tantissimi anni fa Sì. era meno frequente, insomma, c'era il Sì. violoncello classico, poi io mi Quello era il ricordo, più e studiato. quello, e bisognava fare solo quello. Mm. Una curiosità, per iniziare un violoncello, per iniziare a suonare, quanto può costare? Ma dipende, io per esempio insegno privatamente a degli allievi e ho allievi che hanno 13, 14, 15, 16 anni, ma ho anche allievi adulti. Ovviamente persone che si avvicinano allo strumento solo per il puro Voglia. desiderio di conoscere lo strumento, cioè non è che hanno velleità. Io ho una ragazza, chiamiamola ragazza di 49 anni, che lavora in un ufficio contabilità di una multinazionale, e lei viene a lezione da me da 2 anni, e devo dire che c'ha anche molto talento in realtà, solo che lo fa per così, per divertirsi. Allora, quando ci si avvicina a uno strumento così per studiare, è sempre suggeribile o noleggiarlo, perché ci sono strumenti a noleggio, cosa che una volta forse non c'erano, o addirittura lo puoi comprare adesso gli strumenti ovviamente di fabbrica, non di liuteria. Gli strumenti di fabbrica, beh, ce ne sono i Ci cinesi, i sono, tedeschi, ne sì. arrivano da tutte le parti del mondo, lo puoi anche comprare con 200 euro. 250 Insomma, euro. Sì, sì, no, accessibile. Sì, adesso, sì. Io ho una adesso ragazza che suona la chitarra, ma voleva suonare il violoncello, studiare il violoncello, e è andata in un negozio di strumenti musicali a Padova,
si è comprato un violoncello l'anno scorso, l'ha pagato 260, 270 euro, 280 euro, e quest'anno però l'ha voluto cambiare perché non gli piaceva più, no? Voleva realizzare qualcosa di più, quindi ha dato dentro il suo, gliel'hanno ovviamente scontato e ha preso uno strumento da 450 euro però. Ce ne sono di tutte le razze, di tutte le misure, adesso non è più come una volta, adesso c'è molto commercio in questo senso, quindi... No, penso che uno di liotteria sia ovviamente... Beh, allora, gli strumenti di liotteria sono un'altra cosa. Certo. È un altro mondo. Però per iniziare così uno dice una curiosità, mi regalo un violoncello, non è che vada in rovina. Ecco. Esatto, sì, con 200 euro si compra. Sì. E mentre la liuteria italiana è sempre stata rinnovata, no? Beh sì, certo, infatti volevo appunto dire prima che si presume che il violoncello sia nato intorno al 1520, ma i primi violoncelli sono della scuola cremonese, quindi Guadagnini, Poggi, ecco, 1550, 1560, questi sono i primi strumenti. Scuola cremonese, quindi la liuteria italiana nasce a Cremona, c'è poco da dire. Bene. E Alberto, oltre a suonare il violoncello, però tu insegni anche un'altra cosa, no? Il conservatorio. Raccontaci. Sì. Beh, allora io devo dirvi che mi sono molto affascinato nel corso dei decenni, devo dire dei decenni perché ormai sono passati quasi più di 30 anni, e tutto da un istinto e un intuito, no? Io sono uno che per natura delle cose ha sempre rubato con l'occhio, no? Come si suol dire, e quindi evidentemente il fiuto all'istinto è così elevato che mi ha fatto vedere oltre, no? E già negli anni di studio del violoncello, mi dovevo ancora diplomare io, quindi parliamo intorno all'84-85, ero a metà anni di conservatorio, e già vedevo che mi interessavo di tecniche di organizzazione, no? Cioè come si organizza uno spettacolo. E quindi avevo sempre questa curiosità di dire, ma come si realizza uno spettacolo? Come si organizza? Sì, ok, devo suonare, ma c'è qualcosa dietro? E quindi questo è sempre stato un po' il fascino che io ho maturato, no? E allora avevi 18 anni, i primi concertini, le prime cose qui a Spinea col comune, chiami un po' di amici, fai delle cose e impari sul campo. Io sono uno di quelli che ha avuto la fortuna di imparare sul campo. Oggi gli allievi di conservatorio, proprio perché il conservatorio, come sapete, ha cambiato gli ordinamenti negli ultimi 20 anni, oggi godono di proprio discipline dedicate al management e alla gestione dello spettacolo. Magari le avessimo avute noi, ma del resto gli anni in cui studiavamo noi, cioè fino agli anni 90-2000, non c'erano neanche le cattedre di jazz, che invece adesso la fanno da padrone. Cioè è passato il termine di conservatorio come era al tempo nostro, no? Dove la classe principale, noi sappiamo tutti, era la classe di pianoforte, la classe di violoncello, la classe di violino, e c'era una marmaglia di pianisti, no? Adesso è il contrario, tu hai 30-40 studenti che fanno jazz, musica pop, canto jazz, pianoforte jazz, violino jazz, e abbiamo le discipline di musica da film, e in questo, diciamo, entourage si è inserita la disciplina di organizzazione e comunicazione dello spettacolo, che io devo dirvi, anche con grande orgoglio e soddisfazione, è una delle discipline all'avanguardia. Pensate che appunto io rubavo con l'occhio, poi ho avuto la fortuna io di entrare a lavorare per i grandi teatri. Io sono stato nel 97, subito dopo l'incendio del Teatro La Fenice, io sono entrato al Teatro La Fenice attraverso una selezione e mi chiamarono come direttore di palcoscenico, no? Quindi un dirigente del palcoscenico che lavora dietro le quinte per fare andare lo spettacolo. Allora lì veramente impari le tecniche di organizzazione, ti rendi conto che un conto è organizzare un concertino di 3-4 persone e un conto è organizzare l'opera lirica. E allora scopri che l'opera lirica è lo spettacolo dal vivo, la forma di spettacolo dal vivo più complessa anche rispetto a un film, perché è tutto in diretta, quindi il rischio di errore è sempre dietro l'angolo, e scopri quanto bella e quanto complessa è l'opera, no? La forma operistica, perché io oggi quando mi trovo ad insegnare ai miei allievi dico sempre, sì, ok, per il concerto l'interprete, quindi lo strumentista, il direttore, può essere un elemento fondamentale, ma quando ti trovi invece in opera è uno strumento, diciamo, è un integrato importante, ma non è un integrato esclusivo, perché nell'opera tu hai bisogno dell'interprete
delle scene, dei costumi. Sì, diventa un set cinematografico, diciamo quasi, no? Esattamente. E che deve appunto affilare tutto liscio. E quindi diciamo che io mi sono affascinato a queste tecniche di organizzazione, ho provato a fare anche dei corsi nei vari conservatori, mi ricordo il primo corso che mi fecero fare al Pollini di Padova, al Conservatorio Pollini di Padova, perché poi c'è da dire che sono rimasto 3 anni al Pala Fenice e poi nel 99 vengo chiamato al Comunale di Bologna per fare il primo direttore di palcoscenico al Comunale di Bologna, con grandi direttori d'orchestra, poi rimango a Bologna 3 anni, dal 2000 al 2002, e lì devo dire che in anni in cui i teatri lavoravano moltissimo, anche rispetto adesso, Bologna 2000, capitale della cultura, eccetera, eccetera, in 3 anni io ho lavorato su 30 opere e 300 concerti sinfonici. E pensate che sono stati anni per me importantissimi, perché dei registi, io ho potuto lavorare al fianco dei più grandi registi, parlo Da di... giovanissimo? Sì, Da io avevo 34 anni, avevo a fianco Luca Ronconi, Franco Zeffirelli, la Cavani, la Piera degli Esposti, Squarzina, che è stato uno dei grandi registi cinematografici, Maurizio Scaparro, e poi i direttori, quindi Daniele Gatti, che oggi è un fuoriclasse, era un giovane direttore, ho lavorato con Muti, Abbado, cioè veramente una grande scuola, e lì veramente ho potuto posare le basi dell'organizzazione, ho capito veramente che macchina da guerra c'era dietro, e ancora oggi la gente applaude, ma applaude il cosiddetto, tra virgolette, passatemi il termine, prodotto finito, no? In realtà lo spettacolo è un montaggio fatto da un sacco di gente, e credetemi che dietro le quinte ci sono le cosiddette masse che lavorano, di personale, di staff, che senza questo tu non potresti fare lo spettacolo, no? E quindi, andando avanti in questo senso, a un certo punto ho detto: ma perché non proporre questa attività come piani di studio, come materia disciplinare, no? E quindi niente, mi avvicino nel 2010 all'attuale direttore del Conservatorio di Castelfranco Veneto, che è Paolo Toncon, un compositore insomma anche molto conosciuto, eccetera, e a questo direttore io dico nel 2010: ma direttore, io ho fatto dei corsi così un po' a Padova, nel 2004 sono venuto a insegnare a Ca' Foscari con il grande Maurizio Rispoli, ex rettore dell'Interfacoltà di Economia Aziendale. Pensate che mi presento nel 2004 da Rispoli, un grande e dico: professore, so che lei insegna a base degli eventi, eccetera, eccetera, nella facoltà di Economia Aziendale, mi piacerebbe tanto fare delle conferenze sull'organizzazione dello spettacolo. Ma professore, ma è bellissima questa idea. E allora mi avvicina e mi dice: allora io insegno budget, lei venga e fa le conferenze. Pensate che quando io uscivo entrava niente po' di meno che Segre, ve lo ricordate? Sì. Il presidente della Cassa di Risparmio, cioè, e insegnava budget e finanza, cioè era il classico omone, no? Il grande saggio dell'economia, e io mi sentivo veramente una nullità, no? Tutte cose che ho imparato. Finché sono arrivato nel 2010 a proporre appunto all'attuale direttore del Conservatorio di Castelfranco di istituire questa materia, perché non esisteva, cioè ero io che mi facevo le dispense, eccetera, eccetera. Quindi nel 2005 scrivo il primo libro su questa materia, con la prefazione di un grande regista che è Pierluigi Pizzi, con cui io ho lavorato tante volte nei vari teatri, che crede in questa disciplina, e mi dice: ti scrivo la prefazione, e scrivo 2 nozioni su questo con un manuale nel 2005, che mi serviva appunto a Ca' Foscari, perché sennò altrimenti dovevo arrivare con le dispense, no? Quindi dovevo scrivere di notte per portare le dispense la mattina, un lavoraccio. E insomma pubblico questo primo libro e insomma, acquisisce il suo consenso, eccetera, eccetera. Poi arriviamo nel 2010 e io propongo a questo direttore di istituirla questa disciplina, proprio dal punto di vista. E lì abbiamo il colpo di genio, perché lui mi dice: sì, anch'io credo che questa possa essere la disciplina del futuro. Allora, maestro De Piero, lei scriva i piani di studio, li presentiamo al Ministero. Quindi io cosa faccio? Stendo il canovaccio del piano di studio in tutti i suoi aspetti, Certo. dalla progettazione dell'evento all'organizzazione, a quello che era più importante che un professionista potesse sapere. Nel frattempo io avevo imparato nei teatri, e lui cosa fa? Lo porta all'allora ministro nel 2010, che ricorderete era la Gelmini, no? Ministro della pubblica istruzione. La Gelmini si prende i piani di studio, se li tiene 3, 4, 5 mesi, improvvisamente approva in declaratoria questi piani di studio, e la materia di organizzazione dello spettacolo entra nella declaratoria con le altre materie.
Quindi questo consente ai conservatori di fare le graduatorie d'istituto e quindi Castelfranco bandisce subito la graduatoria, io faccio la selezione, vinco la selezione e mi aggiudico con un contratto professionale la prima cattedra di organizzazione dello spettacolo e rimango 3 anni a Castelfranco. Poi ovviamente le graduatorie d'istituto ogni 3 anni dovevano essere rifatte, no? Perché c'era la selezione, e quindi rifaccio la selezione del 2013, rivinco nuovamente questa selezione, ma nel frattempo mi faccio venire in mente di portare questa disciplina in altri conservatori e quindi mi sento un po' un discepolo, no? Certo. Che comincia a girare e porta la disciplina. Allora comincio a insegnare a Rovigo, a Ferrara e scopro che a Ferrara ho 45 iscritti. Però. A Rovigo 27, a Castelfranco 20 per ogni corso, no? Quindi la cosa comincia a aumentare. Ma il corso che durata ha? Allora diciamo che sono corsi, sono corsi di 30-40 ore, no? 50 okay. ore. Ovviamente che poi adesso nei piani di studio possono anche essere di più, eccetera, no? E quindi nel 2016 vado a insegnare a Brescia, nel 2017 insegno a Milano, al Conservatorio Verdi di Milano, perché comincia a esserci questa richiesta da parte dei direttori che chiamano il direttore di Castelfranco e dicono mandami il tuo docente, no? Certo. E il sottoscritto qui, borsetta alla mano, e tutto gratis ovviamente, perché in questo paese è tutto gratis, e io vado così per i 50 euro e faccio queste lezioni. Finché si arriva nel 2018 che improvvisamente il Ministero, con l'ultimo ministro, fa una graduatoria nazionale, la cosiddetta 205, e consente di partecipare anche a docenti con i contratti professionali, come nel mio caso, purché questi negli ultimi 3 anni di insegnamento avessero 125 ore. Pensate voi che io tra tutti i conservatori dove insegnavo avevo 380 ore, certo. no? Quindi faccio la selezione in questa graduatoria 205 del Ministero e mi aggiudico la graduatoria nazionale. Quindi io risulto essere il primo in Italia che insegna management, organizzazione e comunicazione dello spettacolo. Nel 2020 fanno una seconda graduatoria di questa materia e arriva il figlio di Pino Daniele, Alessandro Daniele, figlio ovviamente che accompagnava il padre nelle varie tournée, eccetera, eccetera, che a Milano vince anche lui la seconda graduatoria, quindi il primo posto è il mio, il secondo il suo, e poi ecco nel 2021 c'è questa infornata da parte dei conservatori che passano delle cattedre di ruolo, la mia fortunatamente diventa una materia trasversale alle principali e quindi ecco io mi trovo di ruolo da 3 anni al Conservatorio di Castelfranco, ma insegno in 7 conservatori. Però dai, una grande soddisfazione. Mi hanno chiamato però, a Firenze, a Novara, adesso quest'anno un dottorato a Roma e credo che insomma che sia, diciamo, sapete che io nel frattempo ho scritto un altro libro con Daniele Gatti nel 19 per la Franco Angeli, che è più di 5.000 copie, quest'anno faremo la ristampa. E pensate che io in ormai 15 anni di insegnamento ho già diplomato 1600 studenti. Complimenti. Quindi vedete come i tempi di formazione dello studio sono cambiati, certo. No? Oggi credo che sia anche normale che uno studente che si avvicina a uno strumento a corda o ad arco, un compositore, un cantante, vedete, alla fine tutti condividiamo una cosa, il palcoscenico. E per stare in palcoscenico bisogna saperci stare in palcoscenico. E quindi queste sono le cose che condividiamo tutti, no? L'esecuzione in diretta, quindi ci sono tanti aspetti dell'organizzazione che sono legati, no? E quindi io credo che oggi gli studenti del conservatorio debbano avere una formazione un po' a 360 gradi, che non può più essere la nostra formazione di 30 anni fa, quando al massimo ci facevano una domandina di cultura musicale. Sì, certo. Beh, dai, una soddisfazione abbastanza notevole, insomma. Contento, no? Esatto. Sì, una grande soddisfazione anche perché vedo i miei allievi che, per carità, non è che fuori di un corso così tu diventi sovrintendente di un teatro, direttore artistico, però pensate che i miei allievi nei conservatori veneti, abbiamo fatto una convenzione ormai 10 anni fa col Teatro La Fenice, quindi i miei corsi sono fatti di 18 ore frontali di classe e poi tu hai 12-13 ore di laboratorio e i laboratori li facciamo al Teatro La Fenice. Quindi le mie classi vanno al Teatro La Fenice e fanno lezione con i dirigenti. Allora tu hai la lezione col direttore dei investimenti, con il direttore del marketing, con il direttore del personale, con il sovrintendente. Sì.
Pizzi è venuto, vengono anche dei registi a volte a insegnare regia, cioè, il costumista che ti fa vedere i costumi, è così che tu formi dei professionisti. Certo. Non può più essere pensabile che noi formiamo dei professionisti come era tantissimi anni fa, vengo perché sei l'amico dell'amico e poi magari non funziona. Perché oggi è richiesta una grande competenza anche in questi settori, no? Una volta per fare il direttore di palcoscenico tu bastava che conoscessi un po' diciamo, il macchinismo, no? Sì. Delle scene, eccetera, eccetera. Io ho imparato così, rubando con l'occhio, ma però facevo già l'organizzatore, sapevo stare in palcoscenico, eccetera. Adesso tu, per fare il direttore di palcoscenico, minimo devi saper leggere la musica. Certo. Pensate a un effetto o un segnale, un sipario che si chiude, un fascio di luce su una nota, se non sai leggere la musica, cosa fai? Certo. Va bene, Alberto, grazie mille di questo. Grazie. Dal violoncello siamo passati al Grazie a voi. palcoscenico, grazie, molto, molto interessante la cosa, e se abbiamo qualche altra cosa ti chiamiamo per farci Volentieri, spiegare. sono sempre a vostra disposizione. Perfetto, grazie mille, Buona in serata, bocca al lupo. grazie. 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 Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora nei baci miei che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Io non vedo il mondo quando penso a te, vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai, la vita mia per te. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Io non vedo il mondo quando penso a te, vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai, la vita mia per te. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te, la vita mia per te, la vita mia per te. Un'ora sola ti vorrei. Un'ora sola ti vorrei, Laura Milazzo, la sua interpretazione
molto molto soft, adatta a quest'ora per chi ci ascolta in diretta. Stefano, passiamo al nostro ulteriore Sami. ospite, Sami, che ci ha mandato il classico messaggio in bottiglia. Ascoltiamolo, che non è che stia cambiando granché a Gaza in questi tempi. Situazioni qui, soprattutto qui nel mese di Ramadan, ancora più difficile da quanto c'era anche prima dalla tregua, però era sì, finora c'è la tregua, ancora sta reggendo, però sono quasi 8 giorni e tutti i confini sono chiusi perché ha dichiarato lo Stato di Israele da quando è finita la prima fase e hanno chiuso tutto, non sono andati praticamente alla trattativa della seconda fase. Per questo c'è ancora tanta mancanza di tutto il genere alimentare, soprattutto tutta la roba che è fresca, perché durante la tregua entrava tutto, frutti, verdure, carne, tutte queste. Ora sono da 8 giorni, non sta entrando niente, situazione molto difficile, soprattutto che ora in questo mese sacro, che è Ramadan, che tutti stanno facendo il digiuno, la sera vogliono mangiare qualcosa utile, qualcosa praticamente nutriente, non si trovavano soltanto ora le scatolame, perché anche quando c'era l'apertura dei vali che facevano entrare giorno per giorno la roba, qui non ci bastava più da un giorno. E questa praticamente era sempre la politica del Stato di Israele, fare entrare poco materiale, praticamente quello che viene a tenere la gente soltanto in vita, non ti può fare nemmeno la scorta. Per questo ora cominciano i supermercati, praticamente i mercati si svuotano per la mancanza di tutti i generi alimentari. Per questo i prezzi sono alzati alle stelle, tanta gente la sera per fare praticamente non si trova da mangiare, hanno cominciati le file sulle cucine praticamente che viene finanziate dal World Center Kitchen o altre organizzazioni per prendere da mangiare. E durante i primi giorni ci sono limitati, non c'erano tante file, ora cominciate le file per prendere da mangiare. Un'altra cosa praticamente l'acqua sempre mancava perché Israele voleva togliere l'acqua praticamente che arrivava da parte della israeliana, che sono quasi il 25% del bisogno della striscia di Gaza viene da Israele, voleva soprattutto tutta l'acqua della zona di est arriva da Israele, vogliono togliere anche quest'acqua. La situazione ancora diventa più difficile, speriamo che le cose miglioreranno, ma per ora la situazione è questa qui. Bene, abbiamo sentito anche Sami, come avete potuto ascoltare, c'è sempre la fase drammatica poi della chiusura delle frontiere, quindi sta arrivando poco di quello che dovrebbe arrivare. Bene, Stefano, abbiamo finito anche questa sera Ci sei? Sì, ci sei, perché Sì, vedo sono che qui, ti sto muovi, ascoltando. l'avevo visto fermo immagine, Perché si è sentire bloccato. di tutte queste difficoltà da Gaza è veramente... Bene, Avete andiamo con la ascoltato sigla il Giro del Mondo in finale. 80 Grazie a giorni, tutti a per cura di questo Radio ennesimo Nostra. ascolto. Ricordo, cliccate e iscrivetevi al canale e niente, ci sentiamo martedì A prossimo. martedì Va prossimo. Buonasera bene? a tutti. Ciao a Buonanotte. tutti, buonanotte, buongiorno per chi ci ascolta di giorno, buon pomeriggio per chi ci ascolterà di pomeriggio. Ciao a tutti. Ok.